Non sono pattini d'argento, non sono proprio pattini e comunque non sicuramente calzature adatte per valorizzare lo splendido ghiaccio del Palavueric. Siamo a Pontebba, ben trovati su Telefriuli a un'altra puntata del nostro viaggio alla scoperta delle località del Friuli Venezia Giulia che ospiteranno il Festival Olimpico della Gioventù Europea. Qui ci sarà la potenza, la velocità, l'adrenalina dello short track, ma anche la grazia, le evoluzioni del pattinaggio artistico, uno spettacolo da non perdere. Vi porteremo alla scoperta di quello che accadrà, di come ci si è preparati a EIOF 2023, ma anche di quello che qui si continua a fare per portare avanti una tradizione, una vocazione legata agli sport invernali sul ghiaccio che dura da tanti anni. Venite con noi. Questa è Kugi, la mascotte, simbolo di EIOF 2023, questa marmotta che saluta chi partecipa alla serata che inaugura il rinnovato Palavueric, pronto per ospitare EIOF con lo short track, con il pattinaggio artistico. Siamo in compagnia del sindaco di Pontebba in giornate ovviamente già di pieno lavoro per l'evento di inaugurazione e ovviamente poi per quello che sarà EIOF. Che importanza ha EIOF per Pontebba, per il Palavueric? Buongiorno a tutti, sicuramente ha un'importanza strategica perché grazie soprattutto agli interventi che siamo riusciti a fare con il sostegno della Regione sulla struttura abbiamo adeguato il nostro palaghiaccio anche per altre prospettive, altre possibilità, altri sport, perché gli interventi principali sono stati quelli del riscaldamento e della deumidificazione dell'impianto che ci permettono di innalzare la temperatura anche nelle stagioni intermedie, perciò sfruttare non solo per il ghiaccio ma anche per altro, e questo diventa un'opportunità importante. Poi la struttura è stata completamente rinnovata negli impianti, è stata riscaldata, efficientata dal punto di vista dell'illuminazione che ci permetterà questo di risparmiare notevolmente anche sui costi di gestione. Un intervento importante, 2,2 milioni che la Regione ha garantito per questa struttura e che con grande rapidità, perché il cantiere si è aperto a settembre e siamo ai primi di gennaio e si sta concludendo gli interventi in questi giorni, perciò ecco un plauso alle maestranze, all'impresa, ai tecnici della Regione, a tutti quanti si sono spesi per riuscire ad arrivare per EIOF pronti e per dare poi il via alle gare che ospiteremo qui dal 22 di questo mese. Si scrive insomma un altro capitolo di una lunga storia, che è la storia appunto di questo palazzetto. Un nuovo capitolo con una nuova prospettiva, nuove opportunità che insomma nei prossimi anni cercheremo con determinazione di perseguire. Abbiamo qualche idea, abbiamo qualche opportunità che ci è stata anche proposta, adesso vedremo che cosa riusciremo a concretizzare grazie anche al sostegno della nostra Regione. Quando nasce il Palavueric diceva un nuovo capitolo perché non è un capitolo necessariamente solo legato agli sport invernali, è una storia fatta anche di versatilità, c'è una vocazione di sport sul ghiaccio, poi scopriremo appunto anche la storia partendo dall'hockey, allargandosi allo short track e al pattinaggio artistico ancora appunto oggi praticati, ma questa struttura può essere versatile. Beh sì, è stata pensata come struttura per il ghiaccio perché è nata negli anni 80, poi con il 2003 Universieri è stata ampliata e adeguata, però fin da subito si è voluto rendere questa importante struttura, vista anche la capienza, riusciamo a ospitare 1800 persone, renderla versatile. Qui abbiamo fatto campionati di pallavolo, di judo, perciò sicuramente quello che ci proporremo di fare è di sfruttarla ancora di più e ancora meglio. Le chiedo un'ultima cosa dal punto di vista della comunità. Per Pontebba ospitare un grande evento significa anche far sì che le persone si mettano a disposizione come volontari, proprio per dare una mano, per operare al di là dell'associazione sportiva. Insomma, come ha risposto la comunità? Beh, come sempre abbiamo una tradizione importante di volontariato, di associazionismo e come tutte le volte che chiamiamo Pontebba risponde. Abbiamo una cinquantina di volontari che si sono resi disponibili, che per una settimana vivranno qui al Palavueric tutto il giorno per gli allenamenti, per le gare
e questa è una risorsa importante per una comunità ma anche per la vallata, perché avere persone che si offrono e si rendono disponibili per collaborare a costruire un qualche cosa che è un po' di tutti poi, no? Perché il Palavoeric non è né del comune né della regione ma è della comunità, della vallata. Perciò ecco, questo è importante, il fatto di sentire una struttura propria, collaborando e dando una mano, ognuno per quello che può fare, ma sicuramente questo è un aspetto a cui tengo particolarmente e ogni volta insomma ho occasione e modo di ringraziare poi sempre tutti, perché quando li chiamo rispondono sempre. Lo spettacolo sul ghiaccio del Palavoeric, uno spettacolo che sarà ancora più vivo nei giorni di EIOF dal 21 al 28. Scopriamo un po' di più di quello che accadrà in quei giorni, in particolare per quanto riguarda lo short track, più in generale comunque per quanto riguarda la venue di Pontebba, con il venue manager e sport manager per quanto riguarda lo short track, una delle due discipline che qui si praticheranno. Walter Bonatti, anzitutto grazie per l'ospitalità. Vi vedo belli carichi, lo sentite questo EIOF e soprattutto mi pare che siete innamorati di questo Palavoeric rinnovato. Da sempre Pontebba è legata al ghiaccio, quindi per noi riuscire quest'oggi a reinaugurare questo palaghiaccio dopo tutti gli interventi che sono stati fatti è un grande orgoglio per noi e per tutta Pontebba in generale. Ed è venuto veramente bello. Sì, siamo veramente contenti del risultato finale, delle nuove luci, del nuovo riscaldamento, quindi una struttura rinnovata al 100% che ci dà grande orgoglio. Un bellissimo biglietto da visita per Pontebba. EIOF 2023 raduna i migliori atleti da 47 paesi europei, i migliori giovani atleti dai 14 ai 18 anni. Questo è anche, oltre che un invito a conoscere le località, anche a venire a godersi lo spettacolo delle gare, perché insomma sono queste in particolare, come altre, però dico anche dal punto di vista della godibilità, molto adatte ad essere proprio godute dal pubblico. Esatto, sono forse gli sport più spettacolari. Sono sport al chiuso, al caldo, adesso grazie al nuovo riscaldamento, quindi sono un'occasione unica per vedere uno sport spettacolare, veloce come lo short track o bello e singolare come il patinaggio artistico. Poi lo conosceremo nel dettaglio perché sentiremo uno degli allenatori insomma, locali che è stato anche campione italiano, però raccontiamo proprio le gare dello short track, che è il patinaggio velocità, uno delle discipline del patinaggio di velocità e anche le gare proprio i giorni di gara. Quali saranno? Noi partiremo subito con domenica 22. Ospiteremo 3 giorni di gara per quanto riguarda lo short track, quindi domenica, lunedì e martedì è dedicato allo short track, mentre giovedì e venerdì chiuderemo con il patinaggio artistico e dopo faremo anche un grande evento finale il sabato sera con un EIOF party qui sempre sul ghiaccio, quindi per un gran finale aperto a tutto il pubblico, quindi dove la gente potrà anche sfrecciare sul nostro ghiaccio. Ah davvero? Quindi sarà proprio una cosa da vivere in prima persona? Certo, sarà una discoteca sul ghiaccio in cui insomma ci sarà con il nuovo sistema di illuminazione colorata, insomma la possibilità per tutti di approfittare insomma, di questo evento. Perfetto. E la cosa che più prende dello short track, qual è la cosa più bella? Sicuramente la velocità, no? I sorpassi mozzafiato, perché è uno sport altamente veloce dove i patinatori sfrecciano a pochi centimetri l'uno dall'altro, quindi dopo c'è sempre la caduta, c'è sempre la squalifica, quindi un noto telecronista della Rai dice questo è lo short track, prendere o lasciare. Non solo la velocità dello short track, ma anche la grazia, l'evoluzione del patinaggio artistico qui sul ghiaccio del Palavoeric per EIOF 2023, ma anche con le attività che vengono fatte con i più piccoli atleti che si iscrivono con le locali società. Il responsabile, lo sport manager per quanto riguarda il patinaggio sul ghiaccio è Flavio Staccher, che è qui in mia compagnia e che ringrazio. Che cosa ci aspettiamo per quei giorni, che gare ci saranno qua? Allora, qua si svolgeranno le gare per i ragazzi e le ragazze di figura, sono dei ragazzi che vanno dai 14 ai 18 anni, si svolgono con due tipi di gare, c'è la prova di corto, no? E poi c'è la prova di lungo. Verranno giudicate da giudici internazionali. In quali giorni ci saranno le gare del patinaggio di figura? Allora, il 24 il pomeriggio ci sono i ragazzi, il 25
sempre il pomeriggio ci sono, i ragazzi fanno il corto, poi il 25 fanno il lungo i ragazzi, iniziano il corto le ragazze e poi si finirà tutto il 26 con le ragazze che fanno il lungo. Beh, diciamo che mentre per lo short track l'abbiamo un po' spiegato perché magari non tutti sono avvezzi, il pattinaggio di figura lo conosciamo bene e sappiamo quanto sia spettacolare, di base non resta che invitare a vederlo, si potrà venire a vedere le gare di Ejo? Sì, si deve venire, perché io spero che questa manifestazione qua ci incentivi anche noi come società a metterci in figura per poter avere ancora qualche atleta in più che ci venga a seguire. Al momento quanti ne avete? Adesso abbiamo 25 ragazze, non abbiamo nessun maschietto, non ce la facciamo a convincerli perché vogliono tutti fare hockey o short track, quindi ben vengano anche da fuori. È un impegno grandissimo perché non è così semplice come l'hockey e quello e quell'altro. Noi abbiamo le ragazze che si allenano praticamente tutto il giorno, tutti i giorni, almeno 2 ore, no? tra ghiaccio e palestra. E con questi adesso tra il Covid e i lavori di adesso siamo sempre andati in Slovenia tutto l'anno, quindi anche d'estate non molliamo mai. Quando finisce qua, quando finiamo il ghiaccio qua andiamo in Slovenia perché non ci si può fermare, ci fermiamo il mese d'agosto così per le ferie e basta, poi a settembre, ottobre si ricomincia. Quanti tecnici avete, allenatori? Abbiamo un'allenatrice slovena che ci viene, più ci sono altre maestri di base che ci danno una mano a tenere vicino le bambine e tutto quanto, insomma. Io ormai sono quasi 30 anni che sono qua tra hockey, quello e quell'altro, e ho sempre puntato alle ragazze perché le forma. Io ho avuto la figlia che è stata campionessa, però sì, le forma, l'allenatrice è abbastanza severa e quindi ci sono i compiti, c'è lo sport, c'è l'allenamento e c'è anche l'aggregazione. Questo è quello che mi interessa perché anche le madri sono tutte unite, quindi c'è una bella squadra, ecco, abbiamo una bella squadra qua. Allora, complimenti per quello che fate, buon lavoro non solo per Ejo ma quindi su tutto l'anno. Sì, grazie a voi. Ci siamo spostati su un altro lato all'esterno del Palavo Eric, siamo sul lato che dà sull'attuale campo di calcio. Dico attuale perché oltre che uno spostamento spaziale facciamo anche uno spostamento temporale grazie al signor Bruno Bonati, che è tra coloro che hanno iniziato proprio la vocazione degli sport sul ghiaccio a Pontebba in tempi non sospetti, direi, e avete cominciato con l'hockey. In che anni e come? Negli anni 60 un gruppo di ragazzi, compreso io, Gueri Claudio, che è intitolato il Palaghiaccio, che era il capo, lo chiamavamo il presidente anche se eravamo solo un gruppo di ragazzi, e abbiamo cominciato nelle pozze, era freddo ai tempi, nelle pozze a giocare con dei bastoni, con le scarpe. Subito però gli anni 61-62 abbiamo inventato, diciamo, il campo. Il campo era un campo di bocce. D'inverno, d'estate giocavano a bocce, d'inverno noi ghiacciavamo e non avevamo però le balaustre, e però abbiamo cominciato a comprare i pattini, a farci le stecche di hockey. Nel 1965 già erano 3-4 anni che giocavamo Pontebba, Pontafel. Abbiamo cominciato a pensare di fare nel campo sportivo, il vero campo di hockey, e ci siamo messi da soli a costruire. Il comune ci ha dato il terreno e noi l'abbiamo un po' levigato, pala e piccone, carriole, e abbiamo fatto la prima palizzata. E abbiamo cominciato veramente a giocare di hockey. Avevamo ingaggiato 2 ragazzi tedeschi di Arnostein che già giocavano a livelli più grandi per insegnarci, e ci hanno fatto da allenatore. Andando avanti tutti dicevano
a Pontebba, ma si stufi, no? E invece abbiamo tenuto duro, fin quando abbiamo visto che la regione aveva fatto un discorso che dovevano arrivare due stadi in Friuli, di cui uno è stato fatto a Pontebba perché eravamo forse in Friuli Venezia Giulia i primi a avere questa vocazione del ghiaccio, e uno l'hanno fatto a Cloud, il che poi l'hockey è esploso, ha preso piede. Prima abbiamo cominciato con campionati di Serie C, non potevamo andare in B, anche se eravamo forti perché i soldi non ne avevamo ai tempi, erano tempi duri. Però abbiamo cominciato poi ad avere la società, abbiamo fatto la società Hockey Ghiaccio Pontebba, e che ha cominciato ad abbracciare anche la velocità e l'artistico. E poi in linea di massima noi ci siamo un po' tirati indietro, lasciando il posto ai giovani, perché erano i giovani che dovevano continuare. Però, stanno portando avanti, insomma. E che stanno portando avanti, ma e che poi loro, a vantaggio nostro, hanno una bella struttura e un bello stadio. Avete cominciato tutto voi, ma la mia curiosità è, perché l'hockey? È chiaro, c'era il ghiaccio, erano inverni veri, ma da chi l'avete conosciuto? Parlo proprio delle regole, di come si giocava? Sì, perché eravamo andati una volta a Vilacco a vedere una partita, ci eravamo montati la testa, perché quella volta le televisioni non davano l'hockey. Per quello dico. Sì. Sì, non è che c'era internet o le TV e uno si ispira. A Villa che è nata la... Noi a Vilacco, a Arnostein, siamo andati a vedere le partite e di lì è partito il mondo dell'hockey a Pontebba. Certo che erano anche partite dure, immagino, perché insomma anche come abbigliamento, come... Difatti abbiamo lasciato qualche dente tutti, qualche segno particolare. È rimasto. Sì, è rimasto, le gambe un po' scorpicate, però piano piano poi con sacrifici, perché dobbiamo dire anche che per portare avanti il discorso hockey a livello di mantenimento, di soldi anche per gli spostamenti, facevamo le feste in agosto e in settembre il ricavato andava per tirare avanti, tanto anche eravamo in 4 che lavoravamo ai tempi più grandi e ogni volta bisognava sicuramente levare anche il taccuino di tasca e mettere di testa nostra. Quindi direi che al di là dell'intitolazione a quello che era il vostro capo e che rimane ancora il vostro capo, è molto vostro questo Palavoeri, che oggi vedere che c'è un evento internazionale come io, perché ci sono questi interventi, vi inorgoglisce. Ce lo sentiamo nostro, ce lo sentiamo veramente nostro, perché è un po' stato sudato. È stato sudato perché non era che Pontebba non era convinto dello stadio. Noi eravamo convinti già negli anni 65. E avete vinto voi. E abbiamo vinto noi. Allora mi indica esattamente, praticamente occupava, diciamo, questa una parte di quello che oggi è il campo sportivo. Il lato si vede dalla porta del lato su. Sì. Di lì cominciava il campo di hockey. Il campo sportivo era spostato tutto verso nord. Ma veniva gente a vedere, erano vissute, le avevate pubblico? Veniva a vedere. Lotte vere? Erano lotte vere, sul serio, ed era molto pubblico già ai tempi. Bello. Bellissimo. E allora grazie per averci raccontato questa storia che continua ad andare avanti anche poi con le giovani generazioni, poi continueremo a conoscere anche la realtà di oggi qui a Pontebba. Grazie. Grazie a voi. Quello che vedete fare il giro della pista di patinaggio qui a Pontebba, lo riconoscete, lo stile tipico rispetto agli altri del pattinaggio velocità. Lui è stato campione italiano, 2 volte campione italiano nelle categorie CE nel 2013-2015 nel pattinaggio velocità, appunto nello short track, e oggi porta avanti questa passione, la insegna ai più piccoli ed è qui proprio per
raccontarcela. Ciao Michele, ben trovato, ci hai dato un saggio insomma già per vedere la netta differenza insomma che c'è fra il pattinaggio velocità con il pattinaggio artistico. Spieghiamo lo short track a chi non lo conosce. Lo short track è praticamente il pattinaggio di pista corta, si pratica su un anello di 111 metri, si fanno le distanze dei 500 metri, che sono 4 giri e mezzo, dei 1000 e dei 1500. Questo a livello individuale. Visivamente di fatto voi siete quelli che correte giro giro su non sul giro ovale lungo fondamentalmente, ma sul giro più stretto, molto spesso mano quasi al ghiaccio proprio. Quali sono le difficoltà principali? Diciamo che la difficoltà principale è chiaramente l'alta velocità che raggiungiamo. Considerando che il giro è 111 metri, si percorre in 8 secondi, vuol dire almeno 50, anche 60 km all'ora. Quindi chiaramente le velocità sono elevate, serve anche molta forza per riuscire a stare all'interno delle curve. Come sono le gare? Le gare sono praticamente, gli atleti vengono suddivisi in delle batterie inizialmente da 4-6 partecipanti. Sulla base di queste si qualificano alla fase successiva i primi 2 e i primi 3, si vengono a formare quarti di finale, semifinale, finale. E dopodiché in base all'ordine di arrivo si forma la classifica di ogni singola distanza e poi la classifica generale. Per te com'è scattata la scintilla? Qua a Pontebba è normale mettere sui pattini perché lo short track eri anche portato fisicamente? Ma diciamo che ho iniziato in prima elementare un po' per provare, poi mi sono appassionato e ho continuato su questa strada. E infatti io anche sono diventato allenatore, adesso gestisco la società insieme agli altri ragazzi che come me sono stati pattinatori e poi hanno smesso, ma la passione c'è sempre stata e stiamo gestendo una società di circa 20 atleti dai 6 anni ai 14. Con i più piccoli diciamo che facciamo prima un avvicinamento al ghiaccio, li cerchiamo poi di portare alle gare nazionali e poi anche di inserirli all'interno del circuito europeo, sperando che possano anche loro poi raggiungere buoni livelli. Ci si deve spostare tanto, c'è tra i sacrifici oltre all'allenamento c'è il fatto che le gare sono ovunque in Nord Italia. Sì, esatto, principalmente le gare si trovano in Trentino e in Lombardia, il centro Bormio è il centro federale dove ci sono più gare. E mentre quando abbiamo gareggiato noi siamo anche andati in giro per l'Europa. Siamo andati in Francia, in Germania, in Olanda, in Norvegia, in Bulgaria, Romania, quindi abbiamo girato un bel po'. Bene, questo è anche bello. Tornando invece a casa, tu che questo ghiaccio, questo palazzetto lo conosci benissimo, che effetto ti fa vederlo rinnovato e popolato poi anche dalle gare, proprio anche della tua disciplina? No, è molto bello, speriamo infatti che anche l'occasione degli EOF possa far scattare in qualcuno la scintilla di appassionarsi a questo sport che magari non è tanto conosciuto, ma molto bello, molto dinamico, non sai mai cosa succede fino all'ultima curva, per cui se qualcuno fosse interessato noi lo aspettiamo volentieri. Bene, si può cominciare piccolissimi? Sì, appena possibile possono venire a pattinare con noi. Si può cominciare anche grandissimi o anche no? Grandissimi, va bene. Grazie, allora ti lasciamo, però prima una curiosità, possiamo vedere la lama del pattino perché è spaventosa, questo per darvi l'idea insomma di cos'è lo short track. Grazie per avercelo raccontato. Siamo sempre all'interno del palaghiaccio di Pontebba, ma ovviamente ci riscaldiamo un attimo, un caffè, una cioccolata calda, un vin brûlé, insomma tutto quello che fa inverno, che riscalda, che contribuisce a rendere una giornata all'interno del palaghiaccio perfetta. Una giornata che a Pontebba si può passare facendo diverse cose, ne parliamo con Enrico Cappellato che è il bibliotecario di Pontebba, oltre ad essere segretario dell'associazione Sirio, che è praticamente l'associazione dei Krampus, giusto? Dei Krampus, esatto. Allora, come ci racconteresti Pontebba? Partiamo dall'inverno, perché qua siamo nel cuore di quello che accade d'inverno a Pontebba, ma non solo. Esattamente. Diciamo che l'offerta turistica a Pontebba, nella parte invernale della stagione, ovviamente essendo il palaghiaccio l'attività principale,
Ci sono anche le piste da fondo a Passo Pramollo e in Val Gleris e ovviamente per sciare passando per Pramollo hai tutto il comprensorio austriaco, quindi veramente si apre un mondo in inverno. Poi all'interno del Palaghiaccio ovviamente oltre a questi eventi ci sono anche le squadre dell'artistico che fanno delle gare e anche di velocità. Magari qualche evento con l'hockey sarebbe interessante. E poi può venire a pattinare ovviamente, Esatto, insomma, certo. a divertirsi così, a provare a cimentarsi sui pattini. Non c'è solo l'inverno però, e ci sono anche tanti eventi abbastanza famosi. Esatto, nel periodo estivo ultimamente c'è Fan Art, ovvero le sculture di fieno, che un po' va a sostituire Snow Art, che è la parte invernale delle sculture di ghiaccio, che vi do un'anticipazione, il prossimo anno torneranno, quindi sarà un bel evento. E appunto nella stagione estiva, oltre alle tantissime camminate che si possono fare, ci sono ovviamente aperte tutte le malghe, quindi veramente un mondo si apre. Sono tornata qui sul ghiaccio, il ghiaccio che ha anche ospitato l'inaugurazione, lo spettacolo inaugurale del Palaboeriche pronto per IOF 2023. Da qui ci salutiamo e ci diamo appuntamento a un'altra tappa dei nostri speciali alla scoperta delle località che ospiteranno il Festival Olimpico della Gioventù Europea IOF One Region, One Festival. Ciao!